Torna in presenza la rassegna Orizzonti a Chioggia il 27 e 28 aprile alle ore 17:30 presso l'Aula Magna di Palazzo Grassi. Giovedì 27 aprile verrà presentato il libro Una democrazia possibile, edizione Carrocci, del professor Marco Almagisti, in cui si affronta l'evoluzione della politica italiana nel Novecento. L'autore sarà intervistato dal giornalista de Il Foglio Enrico Veronese. Venerdì 28 aprile verrà invece presentato il libro La diplomazia del terrore, edizione La Terza, della professoressa Valentin Lomellini, in cui si affronta il difficile rapporto a cavallo tra il 1967 e il 1989 tra i paesi europei e il terrorismo internazionale di matrice arabo-palestinese. L'autrice sarà intervistata dalla giornalista Alessandra Lionello. L'iniziativa viene promossa dall'Associazione Nord-Est Sud-Ovest e dall'Ordine dei giornalisti del Veneto in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo di Venezia, Ada Venezia, Storia e Memoria e sotto il patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Chioggia. Domenica 30 aprile in Corso del Popolo a Chioggia alle ore 10 fino alle 12 si terrà invece un gazebo informativo sull'Unione Europea. L'iniziativa, evento collaterale della rassegna Orizzonti, sarà organizzata in collaborazione con l'Assessorato Comunale alle Politiche Comunitarie della città di Chioggia e con Europe Direct e vuole essere un momento per far conoscere alla cittadinanza l'Unione Europea, i suoi ruoli, le sue attività e le opportunità che offre, con un occhio attento alle nuove generazioni.